Decenium Fidelis Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che si attua nei Tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante e gli serventi condussero gli Apostoli e li presentarono nel Sinedio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli Apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascolta, Signore, il grido del povero. Ascolta, Signore, il grido del povero. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Gustate e vedete come è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Ascolta, Signore, il grido del povero. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li liberi da tutte le loro angosce. Ascolta, Signore, il grido del povero. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Ascolta, Signore, il grido del povero. Alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto.
Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Oggi nella nostra preghiera chiediamo a Dio di fare esperienza della fecondità della Pasqua nella nostra vita quotidiana. Queste parole che sono state dal sottoscritto riprese liberamente dalla colletta odierna sono parole solenni e proprio perché solenni forse qualcuno le sentirà un po' lontane. Ciò che significano però queste parole ci riportano strettamente alla realtà della vita di ogni giorno. Infatti la vita di ogni giorno è appunto il luogo dove noi possiamo sperimentare la nostra Pasqua. Per esempio, ogni volta che, per così dire, nel match, nella partita tra grazia e peccato, noi abbiamo il risultato di 3-0. Lì si verifica la fecondità della Pasqua. Quando, per esempio, l'egoismo è sconfitto dalla carità e dall'amore, anche lì noi possiamo vedere la fecondità della Pasqua. Quando nel combattimento interiore vinciamo, magari con qualche piccolo o grande eroismo, ogni volta che Dio trionfa in noi rispetto a tutto ciò che non è Dio, allora in noi vediamo la Pasqua. Si potrebbero fare tanti altri esempi, per carità, ma quello allora che è importante da chiedere al Signore questa sera è quello di poter sperimentare nella nostra vita quotidiana, nel concreto di essa, questa fecondità, la fecondità della Pasqua che viviamo ogni giorno. A proposito poi delle due letture che abbiamo ascoltato, vi propongo due visioni di esse. La prima è una visione generale che le mette insieme, la seconda è una particolare che vede aspetti che sono della prima e della seconda, quindi una seconda visione che le separa, le due letture. In merito alla visione generale abbiamo e comprendiamo che la prima lettura e il Vangelo si richiamano a vicenda e in questo richiamarsi a vicenda vediamo da parte loro, per così dire, rilanciare alla nostra meditazione due parole. La prima è un verbo, il verbo obbedire, e la seconda parola è testimonianza. Cosa vuol dire obbedire? Naturalmente questo verbo, obbedire qui, nella liturgia della parola che abbiamo ascoltato nel suo complesso, qui il verbo è legato naturalmente a che cosa? All'atto di fede, a credere. Avere fede, cioè vuol dire obbedire. Effettivamente vediamo allora che credere ed obbedire stanno insieme. Insieme crescono e insieme diminuiscono.
Se noi nella nostra preghiera, come tante volte già facciamo, noi chiediamo al Signore aumenta, o Dio, la nostra fede, noi stiamo chiedendo contemporaneamente anche di crescere in quella che è la docilità alla sua volontà, esattamente così come essa si manifesta nella nostra vita. Credere allora non vuol dire credere a un insieme di dottrine, di dogmi. Questo è certamente vero, ma viene dopo. Prima di tutto il verbo credere, con il suo correlativo obbedire, si inserisce all'interno di un'esperienza, che è un'esperienza di relazione viva, che è la nostra relazione, il nostro legame con il Signore, nella quale appunto noi ci giochiamo ogni giorno. E in questa relazione, in questo credere, noi scopriamo, discerniamo, ricerchiamo questa volontà che Dio ha per ciascuno di noi. Allora, all'interno di questo contesto, credere vuol dire avere fiducia, vuol dire fidarsi, mettersi nelle mani di Dio, che vuol dire anche dare credito a un altro che è Lui. Allora abbiamo fede nella misura in cui noi ci abbandoniamo alla volontà del Signore con fiducia. Ecco, questo è bene ogni tanto che ce lo ricordiamo, per non cadere in tanti errori in cui si rischia di incasellare il nostro rapporto con il Signore. E poi abbiamo detto la parola testimonianza, che mette insieme prima lettura e Vangelo. Qui il termine testimonianza è, come abbiamo ascoltato, usato in riferimento alla chiusura da parte di alcuni, alla testimonianza che Gesù rende del Padre nella sua vita, e dall'altra parte la chiusura degli Apostoli nei confronti di Gesù. Ecco, sia da una parte che dall'altra vediamo come in questa chiusura vi è nascosto uno dei misteri che accompagna da sempre l'umanità, fin dal suo nascere, fin dal suo primo vagito, verrebbe da dire, è il mistero dell'incredulità dell'uomo nei confronti del Signore. Questa incredulità, di cui ce ne dà prova anche la Sacra Scrittura lungo tutta la storia della salvezza dell'Antico Testamento, fino ad arrivare al Nuovo Testamento, che ne è il suo compimento, e che possiamo tradurre come cecità e come sordità degli uomini nei confronti della parola del Signore. Ecco, questo è un mistero che non si è chiuso con il Nuovo Testamento, ma che arriva fino a noi oggi. Ed è un mistero che in modo particolare oggi non ci deve lasciare indifferenti. È qualcosa che dobbiamo portare nel nostro cuore, sentire come qualcosa di pressante e che ci spinge a pregare il Signore per sollecitarlo affinché tanti uomini, tanti cuori trovino o ritrovino la strada della fede. È un grande insegnamento, se ci pensiamo bene, che ci ha lasciato la celebrazione della passione e morte del Signore, che abbiamo vissuto 15 giorni or sono nella liturgia del Venerdì Santo. Vi ricorderete la grande preghiera universale o dei fedeli, nella quale a un certo punto abbiamo pregato per quelli che non credono. Mi pare, se non erro, fosse l'ultima intenzione di preghiera addirittura. L'ultima, ma una tra le più importanti. Ecco, come a dire che siamo invitati a partecipare agli stessi sentimenti di Cristo sulla croce, proprio nella tragica, tremenda e gloriosa allo stesso tempo pagina del Venerdì Santo, in cui contempliamo il Cristo in croce. Lì
In somma misura abbiamo visto e vediamo ogni anno manifestarsi questo mistero dell'incredulità dell'uomo, di questa chiusura ostinata che diventa anche cattiva dell'uomo nei confronti del suo Signore, e in modo particolare la testimonianza di Gesù. E mentre Gesù vive tutto questo, Gesù dalla croce che cosa fa? Si mette a pregare perché tutte le nodosità, tutti i legami, i nodi che provocano la durezza del cuore, del nostro cuore nei confronti di Dio, vengano sciolti. E ora veniamo alla visione particolare che riprende le due letture in maniera separata. Ecco, entriamo un momentino soltanto, non di più, nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli. Ancora una volta abbiamo incontrato il primo tra gli Apostoli, Pietro, che afferma: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Questo comportamento resta valido anche per noi oggi. Quando dobbiamo affrontare comportamenti, decisioni, scelte, ecco, Dio non è un soprammobile, Dio è il nostro punto di riferimento. Se abbiamo fede vera, questo lo viviamo. Con Lui dobbiamo misurarci sempre, in modo particolare con il suo pensiero, con la sua volontà. Chiedersi ogni qualvolta dobbiamo affrontare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di inedito, chiediamoci: se Dio in questo momento fosse al posto mio, che cosa farebbe, che cosa direbbe, che cosa sceglierebbe, e via discorrendo. Anche questo è un aspetto importante e utile da ricordarsi, soprattutto quando molte volte siamo tentati di mettere sullo stesso piano il giudizio di Dio con il giudizio degli uomini. A volte scambiamo questo giudizio di Dio con il giudizio degli uomini, li mettiamo vicino qualche categoria appunto divina, o addirittura qualche altra volta questo giudizio degli uomini, che è il giudizio del mondo, diventa qualche cosa di pesante sopra la nostra testa. Ma San Pietro con la sua parola ci suggerisce quasi sottovoce che il giudizio, quello che conta veramente, è solo quello divino, quello suo. Impariamo a vivere alla luce di esso, impariamo a misurarci con esso, impariamo a confrontarci quotidianamente con esso e non molliamo su questo punto, soprattutto quando sperimentiamo la fatica che esso comporta e tante volte anche la tentazione, in questo senso, della rassegnazione. E infine entriamo nel Vangelo. Il Vangelo che anche oggi ci ha riportato un altro tratto del dialogo notturno con Nicodemo. Ecco, Gesù qui in modo particolare afferma: il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Oh, che immagine molto bella è questa, fratelli e sorelle. È bella sì, perché è proprio bello pensare e ricordarsi che tutto, ma proprio tutto, è nelle mani di Gesù. Anche il periodo che stiamo vivendo, con i suoi travagli, con i suoi dolori, è qualcosa che è nelle mani del Signore. Sembra un paradosso, ma se ci pensiamo bene è bellissimo ed è soprattutto consolante per noi oggi in modo particolare in questi giorni, pensare che solo Lui e che solo in Lui troviamo quella chiave di volta per aprire il senso nascosto della vita, un senso che si fa fatica a capire quando si è immersi nella prova, quando si è immersi nel dolore, quando si è immersi
nella paura di un futuro che oggi più che mai rivela tutte le sue incognite, soprattutto a livello economico, soprattutto a livello sociale. In Gesù e Gesù noi ritroviamo quella chiave anche per risolvere i piccoli e i grandi problemi che riguardano le nostre vite, le nostre esistenze. In Gesù è per noi la chiave anche per trovare quella pace, quella felicità e quella pienezza che noi ogni giorno ricerchiamo, in modo particolare in questi giorni. Non dimentichiamo, tutto è nelle mani di Dio, costi quel che costi. Gesù ha tutto quello che cerco, Gesù ha tutto quello che giova alla mia vita. E allora, se questa è la realtà, a nessun altro vale la pena rivolgere attenzioni e cuore. Solo Gesù, infatti, ha in mano il mio destino. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'altri.
Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Parmisani Riccardo, di Assolin Colonna, di Adriano nell'anniversario della scomparsa, di Fabio Carmela, grande Salvatore, dei nostri familiari, parenti e amici defunti, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: mi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli
partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia, tu sei il cielo creato dopo la natura, dopo la natura, l'esserci per tutti, e tornerà la vita in questo mare. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Tu sei l'unico volto della pace, tu sei speranza delle nostre anime, tu sei il vento torno sulle nostre ali, soffierà la vita e gonfierà le vele per questo mare. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Servo Budapest e primate dell'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, il nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina